Paradossalmente, le persone indicate, non avendo nessun tipo di rapporto di contatto personale del sottoscritto, nessunissimo tipo di rapporto personale, non so se sono sposati, non so dove abitano, non so se hanno figli, quasi non so cosa facevano prima. Perché lo guardate? Per il curriculum. Sfido uno dei signori qui presenti se dal 19 febbraio del 2013 al 2 dicembre del 2014 li ho mai chiamati non per parlare del loro, per parlare di un qualsiasi argomento della loro vita. E ditelo, neanche su un'amica per caso intero. Se li incontro sulle scale ti saluto e ti chiedo di tutto. Cosa significa questo? Significa che questo è un organo, dal mio punto di vista, totalmente terzo. È un organo laico, nelle varie componenti, nelle varie commissioni che rappresentano. E sfido chiunque di costare contrario. A meno che non si mette in dubbio l'onestà intellettuale delle persone che sono qui a tavolo. Allora, per carità di Dio. O che loro si fanno condizionare da qualcuno che sta vicino a me o che sta nei loro uffici. Per carità di Dio, vediamo. Entriamo nel merito. Io quando leggo sul giornale, scusate se ve lo voglio dire, procura antidoti del corpo. Sì, lo so. Nella mia testa potrebbe essere di chiunque altro. Se fosse per me, a voi che siete persone interessate, che siete persone competenti, che sono persone sicuramente conoscitrici di questa materia, se fosse per me, vi farei trovare all'uscita di questa sala un pacchetto con un foglietto riservato, sigillato di notaio, e vi direi: chi volete a capo di questa cosa? Sceglietelo voi. Qualsiasi nome voi fate, a me va bene. Sempre che abbia un certo tipo di requisiti, ma lo do per scontato. E quella persona, se volete, sempre da notaio, può scrivere che dal Presidente del Consiglio, ma al tempo stesso lo presenta dal Segretario Generale, al tempo stesso lo presenta dal Vice Segretario Generale, da qualunque altra persona fuori servizio pubblico, non deve avere nessun rapporto di collegamento con nessuna persona del corpo, in modo che nessuno possa pensare che ci sono dei figli e ci sono dei figliastri, che si pesino le cose in un modo diverso, non 1 100 pesi, neanche 1 a 2,